Statale sconvolta dalla morte del 22enne Federico Anile, ucciso da uno shock allergico dopo aver mangiato un panino con le noci a una cena con amici. Tragedia nel Veronese, 48enne accende un braciere per scaldarsi nell'appartamento, l'uomo muore a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Incendio in una palazzina in 12 al pronto soccorso, a paura della notte a Treviso, il rogo innescato forse dal malfunzionamento di una stufa. Ieri sera la fiaccolata a Pianiga e la messa, l'angoscia per la scomparsa del giovane padovano e dell'amica canadese, in attesa di sapere se ci sono novità e svolte sulle indagini sul rapimento. Debole dedicata al nord-est, in montagna però l'allarme del sindaco di Roccapietro, e se il manto nevoso dovesse superare in questi giorni di 80 cm, la mancata protezione degli alberi caduti col maltempo potrebbe far rischiare valanghe. La polizia stradale di Venezia chiude il cerchio sul gruppo di malviventi stranieri responsabili di riciclare all'estero bus turistici rubati nel territorio. Fanno il giro del web le immagini di un cervo e di alcuni vitelli, incontro ravvicinato notturno in una stalla in montagna ripreso da una telecamera nascosta. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, c'è tutto lo sconvolgimento e il lutto di una città, Noale, che questa mattina si è svegliata con la notizia della morte di un 22enne, Federico Anile, morto appunto in modo davvero assurdo, mangiando con gli amici, uno shock allergico. Gli è stato fatale, un ragazzo molto conosciuto in paese ci racconta questa tragedia di Noale. Al telefono la nostra Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno, c'è sgomento a Noale per l'improvvisa morte di Federico Anile, di appena 22 anni. Il giovane sarebbe stato stroncato da una crisi respiratoria causata, pare, da un'intolleranza alimentare. Il ragazzo era allergico alle noci e un pane speciale realizzato con la farina di noci avrebbe mangiato ignaro lunedì sera a casa di amici. Rientrato a casa ha iniziato a sentirsi male, la madre ha chiamato il 118, il ragazzo è stato portato all'ospedale, ma la situazione è drammaticamente peggiorata. L'epilogo è arrivato ieri mattina quando ai medici non è rimasto altro che dichiararne la morte cerebrale. Federico era il più piccolo dei 4 figli di Antonio Anile, ex assessore ai servizi sociali e medico di base a Noale, morto 10 anni fa a causa di una leucemia. La moglie Gina era rimasta da sola a crescere la famiglia, attorno alla quale oggi tutta Noale si è stretta in un abbraccio commosso. È tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Un'altra tragedia, un 48enne morto questa notte asfissiato dal monossido di carbonio a Sant'Ambrogio di Valpolicella, siamo in provincia di Verona. Pochi minuti prima delle 4 i vigili del fuoco di Bardolino sono intervenuti nell'abitazione dell'uomo di origini marocchine dopo l'allarme lanciato dal personale del 118, ma purtroppo l'uomo era già morto a causa delle esalazioni della legna in un braciere rinvenuto nel bagno dove la via di ventilazione dei locali era ostruita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. E sarebbe invece il malfunzionamento di una stufa la causa di un incendio che ha provocato appunto il panico in un condominio stanotte a Treviso, in centro a Treviso. 12 persone sono finite all'ospedale. Potrebbe essere stato il malfunzionamento di una stufetta a causare l'incendio che si è sviluppato nella notte in via Stuparic a Treviso, nel quartiere di Santa Maria del Rovere. In 12 sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso per una lieve intossicazione da fumo, tra loro una ragazzina di 11 anni e un'anziana di 86. 6 le persone accompagnate in ospedale dall'ambulanza. L'allarme è scattato poco dopo le 3 del mattino in una palazzina di 9 appartamenti in una zona molto popolosa della periferia cittadina. Brusco il risveglio per i residenti che sono stati fatti uscire in strada per precauzione. 12 di loro, come detto, sono stati visitati al pronto soccorso del Cafoncello, ma nelle ore successive sono stati tutti dimessi. 6 le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza l'edificio. Sul posto, oltre all'ambulanza e del SUEM, anche le volanti della polizia. Le fiamme si sono sviluppate nell'appartamento al secondo piano, che ha riportato dei seri danni che sono ora al vaglio. E adesso la circolazione di treni bloccata stamane lungo la linea Castelfranco-Padova a causa di una tragedia, un giovane investito da un convoglio.
Un ragazzo di 22 anni, quasi di certo italiano e di San Giorgio delle Pertiche, è stato investito e ucciso da un treno nella tratta Campo San Piero-Vigo d'Arzere della linea Castelfranco-Padova. Il macchinista del convoglio, proveniente da Castelfranco e diretto nella città del Santo, ha visto il giovane in mezzo ai binari e non ha potuto evitarlo. Il fatto sarebbe avvenuto verso le 6. A quanto pare si tratterebbe di un suicidio, ma non si esclude nessuna ipotesi. I treni sono rimasti bloccati proprio durante l'ora di punta dei pendolari a San Giorgio delle Pertiche. La circolazione è ripresa appena il magistrato ha dato il nulla osta alla rimozione del corpo. 2 ore sulla neve prima che qualcuno si accorgesse dell'incidente. A Bagnolo di San Pietro di Feletto lo sconcerto per la morte del 63enne che ha perso la vita ieri ad Alleghe, descritto da tutti come uno sciatore prudente. Morto probabilmente sul colpo, visto il violento impatto con il terreno, ma sarebbe rimasto nella neve per un paio d'ore prima che scattassero i soccorsi. Roberto Callegher, il 63enne di Bagnolo di San Pietro di Feletto, morto ieri sulle piste del comprensorio del Civetta ad Alleghe. Tecnico in pensione, sposato, padre di 2 figlie, ieri mattina stava scendendo sulla pista Col dei Baldi Pian dei Sec che da Zoldo va verso Alleghe, quando improvvisamente avrebbe perso il controllo degli sci, finendo fuori pista a forte velocità in un punto in cui l'avvallamento di un piccolo corso d'acqua crea un dislivello che potrebbe essere stato fatale a Callegher. Lo sfortunato sciatore ha fatto un volo di 6 metri a cui nessuno però ha assistito. Solo un paio d'ore dopo, verso le 12:40, dei giovani che passavano di là hanno notato gli sci e quindi il corpo sulla neve, allertando i soccorritori. Il 63enne era già morto. Specializzato in montaggi di macchinari industriali, professione che lo aveva portato a girare il mondo, era in pensione e aveva più tempo per coltivare le sue passioni, sci e bicicletta. Uno sportivo, dunque, sempre prudente, lo descrivono i conoscenti. Si tratta del secondo incidente sulla neve in pochi giorni che coinvolge un trevigiano, l'altro domenica mattina a Piancavallo, con un bambino di 9 anni rimasto ferito. Ed ora le comunità di Pianiga Vigonza che sono strette attorno alla famiglia Tacchetto, il giovane rapito in Burkina Faso con l'amica canadese Edith. Ieri la fiaccolata a Pianiga e anche la messa. In questa chiesa c'è la pala di una Vergine Maria che un parroco chiamò in passato Vergine del Ritorno, sparita 2 volte ritornata. Don Alberto Baldane lo dice ai fedeli che affollano la chiesa di San Martino Vescovo di Pianiga durante l'omelia. Si chiude con questo augurio a Luca Tacchetto ed Edith Blaise, scomparsi in Burkina Faso da 38 giorni, la manifestazione di solidarietà che ha unito cittadini di Vigonza e di Pianiga, nel paese del Veneziano, a pochi passi dal comune in cui vive la famiglia Tacchetto. La mamma di Luca, Rosanna Crivellari, insegna da tanti anni alle scuole medie di Pianiga. In circa 200 hanno sfilato per le vie del paese in una fiaccolata che si è conclusa con la celebrazione della messa. Per quale motivo è venuto qui stasera? Per solidarietà per la famiglia. Cosa chiedo? Che lo liberassero, che potesse arrivare qua da noi. Lei conosce la mamma di Luca? Sì, un pochino sì. Qualche volta alle feste ci vediamo, insomma. Lei è venuta da Vigonza qui a Pianiga? Certo, ma Vigonza è qui vicino, Certo. Ecco, tutto lì. E abbiamo avuto il papà di Luca, sindaco, 8 anni. Lo conosciamo molto bene. A Vigonza e Pianiga quasi tutti conoscono la famiglia Tacchetto. La partecipazione all'iniziativa, partita dalla scuola ed estesa a tutti, è molto sentita. Hai avuto modo di sentire Nunzio Tacchetto? No, non l'ho sentito e sa che però gli sono vicino perché in questi momenti avrà sicuramente manifestazioni da parte di tutti, ma penso che la presenza questa sera sia un segnale forte, importante e soprattutto, ripeto, nella preghiera in questi momenti. Il pensiero continua ad andare a quei 2 ragazzi, alla speranza, alla preghiera che tutto possa concludersi per il meglio. Silenzio, raccoglimento, preghiera. Ognuno di noi con la fiaccola in mano ha avuto modo di pensare, di essere vicino a Luca, Edith e ai loro familiari. E speriamo che questa preghiera e questa vicinanza portino a qualche notizia buona, positiva per loro. Allora la tragedia di Bolzano Vicentino, la mamma arrestata per aver scaraventato a terra uccidendolo la figlia di appena 3 giorni. Federica Ziliotto aveva partorito un'ora dopo il suo arrivo in ospedale a Vicenza, mercoledì 16 gennaio. È stata poi dimessa sabato 19 nel pomeriggio e domenica sera la tragedia. Da allora è ricoverata in psichiatria al San Bortolo, piantonata dai carabinieri. Sentiamo il primario di questo reparto.
nei prossimi giorni piano piano si svelerà, si capirà sicuramente meglio ciò che è capitato, che per ora rimane sconosciuto sicuramente. Noi non abbiamo avuto nessun segnale che ci facesse un segno premonitore. Ci sono state una serie di ostetriche che man mano che subentravano nei loro turni hanno avuto a che fare con questa signora e hanno anche lasciato scritto le loro consegne, dalle quali non si evince assolutamente nessuna situazione anche di dubbio, no? Che ci potesse essere qualcosa che covava. 3 giorni di permanenza dopo il parto, non sono pochi, dottore? Ma diciamo che rappresentano lo standard. Oggi, se ci confrontiamo anche con i centri di riferimento non solo in Italia ma anche all'estero, vediamo che la tempistica è anzi anche di 2 o 3 giorni del post parto di osservazione. Se ci rifacciamo alla paziente in questione, la rivalutazione anche della sua cartella e tutto ciò che è successo durante il periodo della degenza non deponeva per una condizione che avrebbe richiesto una degenza più lunga. Adesso parliamo della neve a nord-est, pochi fiocchi in pianura, lo vedremo tra poco e non ci sono problematiche legate alla viabilità. Prima però parliamo della montagna, dove la situazione è tranquilla, ma a Roccapietore c'è grande preoccupazione per il rischio valanghe che potrebbero verificarsi se il manto nevoso dovesse superare gli 80 cm. C'è anche questo purtroppo tra le conseguenze del maltempo di fine ottobre, che solo nel comune ai piedi della Marmolada ha determinato la caduta di 600.000 alberi. La mancanza di protezione, infatti garantita dal bosco in caso di abbondanti nevicate, determina un rischio di valanghe che potrebbe rendere necessaria addirittura l'evacuazione di una parte del paese qualora il manto nevoso superasse i 70-80 cm, superando quindi il livello delle piante abbattute che ora funge da muro. Dunque è un allarme che è stato lanciato ieri dal sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin, al centro ieri sera di un incontro molto partecipato con la popolazione. Questo per quanto riguarda la montagna, ma la situazione per adesso è tranquilla. Questo è uno scenario che si potrebbe verificare se si dovessero superare quelle quote di centimetri. Intanto, come detto, la neve è scesa a fiocchi, ma senza particolari problematiche nemmeno su tutto il Veneto. Ampiamente annunciata, alla fine è arrivata, spolverando di bianco città e campagne. Una debole nevicata ha interessato il nord-est durante la notte e la mattinata di oggi, leggermente più abbondanti in quota nel Triestino ed in provincia di Vicenza. Nel resto della pianura veneta, come nella pedemontana, le precipitazioni sono state di modesta entità, senza creare problemi alla viabilità. Graziata al momento la costa veneta, qualche fiocco sulle spiagge di Caorle, Bibione e Jesolo, nulla a Venezia. Lo stato di attenzione per nevicate, diramato dalla Protezione Civile regionale sino alla mattinata di giovedì, ha fatto comunque scattare i piani neve di comune e province. Nel Trevigiano nella notte i mezzi Spargisale sono entrati in azione per prevenire che con l'abbassamento delle temperature nelle ore più fredde il sottilissimo strato di neve potesse trasformarsi in ghiaccio. Nonostante ciò si segnalano alcuni incidenti, fortunatamente senza alcuna conseguenza per le persone. Si tratta di 2 fuoriuscite autonome di auto scivolate sull'asfalto, una tra San Fiore e Colle Umberto, l'altra a Cappella Maggiore. Secondo le previsioni dell'ARPAV, nel pomeriggio le precipitazioni tenderanno ad esaurirsi a partire da ovest per terminare in serata. Un maltempo che comunque ha dato un po' di respiro all'aria ammalata anche in Veneto. Questo però non basta a evitare la bocciatura di città inquinate, soprattutto per 2 città del Veneto, Venezia e Padova, bocciate appunto da Legambiente nel rapporto 2018. Venezia è la 4ª città più inquinata d'Italia e poco ci manca in termini di giornate di sforamento per ozono e PM10, che sia addirittura terza. La condanna è stata emessa nel giorno in cui è caduto l'embargo informativo sul rapporto malaria che Legambiente stila ogni anno sull'inquinamento atmosferico dei capoluoghi dello stivale. Venezia e la laguna soffrono, servono azioni strutturali e bisogna iniziare a prendere in seria considerazione l'apporto dell'inquinamento prodotto dalla navigazione.
Finalmente bisogna mettere in campo gli strumenti che oggi ci sono, ad esempio il blocco del traffico e quindi il blocco di motori più inquinanti anche per i mezzi a motore di navigazione. Per Mestre c'è il tema caldo di Porto Marghera e del traffico legato ai trasporti del commercio, oltre a quello della mobilità urbana. Nel 2018 in città i limiti giornalieri per le polveri sottili e per l'ozono sono stati superati per 139 volte, una giornata e mezza su 3. Dati da Codice Rosso. Bisogna intervenire con iniziative strutturali e quindi non solo con blocchi estemporanei, bisogna convertire, speriamo, anche i mezzi di locomozione, i mezzi a motore delle categorie, soprattutto dei commercianti o comunque sono delle categorie che usano il mezzo, che hanno bisogno di cambiare modo di muoversi, bisogna incentivare altre modalità di trasporto. A quasi nulla sono serviti i piani antismog, a dimostrazione che i blocchi del traffico dei mezzi più inquinanti per qualche giorno non bastano più. Nella classifica di Legambiente Venezia è quarta, dietro Brescia, Lodi e Monza, davvero per poco. Perciò è quanto mai urgente un ragionamento serio per fermare i motori delle navi o alimentarli a energia elettrica come sta facendo Genova. La salute è in grave crisi, dice Legambiente, secondo cui è urgente mobilitarsi per trovare soluzioni concrete. Videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole di infanzia, nonché presso le strutture socioassistenziali per anziani, disabili e minori in situazioni di disagio, quanto prevede un progetto di legge statale varato dal Consiglio regionale del Veneto e approvato ieri con 38 voti favorevoli e 2 astenuti. L'iniziativa ha l'obiettivo di prevenire e contrastare le pratiche di abuso fisico e psichico nei confronti di soggetti deboli. Alla luce degli innumerevoli episodi di maltrattamenti a danno di minori, anziani e disabili compiuti all'interno di strutture pubbliche e private quali asili nido, scuole per l'infanzia e strutture socioassistenziali, il provvedimento vuol far sì che queste strutture siano dotate di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso che garantiscano la sicurezza e al contempo anche la tutela della riservatezza, un provvedimento che però fa già ovviamente discutere. Adesso torniamo alla cronaca per parlare di una banda che era dedita a riciclare bus turistici anche di una certa importanza, di un certo peso, rubati. L'operazione è della Polizia Stradale di Venezia, ha seguito per noi questa mattina la conferenza stampa degli agenti della Questura Ilaria Marchiori. Ilaria, allora raccontaci di questa operazione, ci sei? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Come hai anticipato, si è conclusa da poco la conferenza stampa della Polizia Stradale di Venezia, che ha portato a sgominare una banda composta da 4 cittadini stranieri tra i 40 e i 50 anni, dedita al riciclaggio di bus da gran turismo di un certo valore. Tutto è iniziato un anno fa circa, dopo il furto di 2 mezzi avvenuto a Noventa di Piave. Da lì sono partite le indagini della polizia. Il modus operandi della banda era sempre lo stesso: dopo il furto eliminavano il GPS, procuravano documenti falsi e cambiavano targhe e adesivi. Poi i bus venivano imbarcati in Grecia e proseguivano verso la Turchia per essere rivenduti. Stiamo parlando di 7 mezzi rubati in tutto, 4 invece quelli recuperati per un valore totale di circa 1 milione di euro. Erano davvero bus di gran classe. L'ultimo francese è stato rubato a Jesolo e poi recuperato dagli agenti a Mestre. I primi 2 arresti sono avvenuti in aprile, l'ultimo invece alcuni giorni fa, ed è stato proprio questo che ha permesso di poter concludere le indagini. Si tratta di 2 serbi, un croato e un turco, ed erano perfettamente organizzati, ognuno aveva un compito preciso, si erano suddivisi esattamente tutti i ruoli, chi lo rubava, chi procurava i documenti, cambiava le targhe, eccetera, per poi arrivare all'obiettivo finale, che era quello di riuscire a rivendere i mezzi. Grazie a Ilaria Marchiori. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria, poi ancora cronaca dal nord-est. Di nuovo in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale. La cronaca ci porta nel vicentino, a Torri di Quartesolo. Doveva essere un semplice colloquio con l'assistente sociale, è finito con l'arrivo dei carabinieri in municipio. Vediamo perché.
Torri di Quartesolo, momenti di paura e concitazioni in municipio finiti con l'arresto di una donna nigeriana di 57 anni. Erano circa le 19 di martedì quando in comune entrano la donna con il fratello e la convivente. I due hanno un appuntamento con l'assistente sociale. È durante il colloquio che iniziano i problemi. La donna viene invitata a uscire dalla stanza, ma lei non ne vuole sapere e inizia a minacciare l'assistente sociale. Sentendo il trambusto, i dipendenti comunali chiamano prima i vigili, poi i carabinieri. Ad avere la peggio sono i due agenti della municipale intervenuti, che vengono aggrediti dalla furia della donna. Portati in pronto soccorso ne avranno per 2 e 21 giorni. In ospedale finisce anche lei dopo essere stata immobilizzata. La donna sarà curata in psichiatria in stato di arresto. Restiamo in provincia di Vicenza, ma andiamo a Bassano. Ieri l'avvio dei lavori per permettere il sollevamento del ponte di Bassano. Hanno ripreso bene, si vede che stanno lavorando bene. Certo, anche perché insomma questo ponte è lasciato abbandonato perché... È brutto così, è triste, così è triste anche per quelli che vengono da fuori soprattutto. È una bella cosa, direi che preservare paesaggio, monumenti, cose storiche E da dove arriva? Una cosa, io da Pordenone, non tanto lontano da qui, ma insomma. Però passare su questo ponte fa sempre un certo effetto. Emozionante. La INCO oggi comincerà a costruire un paio di cosiddetti castelli metallici molto robusti, che sono praticamente la struttura che da terra, dall'alveo del fiume, sosterrà il ponte al posto della stilata numero 2 e numero 1. Procede alacremente il lavoro di restauro del ponte vecchio di Bassano. La INCO di Pergine e Valsugana non sta perdendo tempo e puntuali con il cronoprogramma sono iniziate le opere di puntellamento della struttura. Mi fa piacere perché in questo modo e probabilmente con dei tempi tecnici inferiori si riesce a sistemare il discorso del ponte. Bassano è veramente una bellissima cittadina. Non si può abbandonare questo ponte. Sarebbe un sacrilegio, no? Abbandoniamo anche questo qui, è finita la storia. No? Proprio perché non si vuole cancellare questa nostra storia, bassanesi e turisti stanno seguendo con attenzione le opere per riportare in perfetta salute il grande malato. È in pole position sul ponte il sindaco Poletto. Si raggiungerà il massimo livello possibile, perché si parte da meno 28 cm in corrispondenza della stilata numero 1 e meno 48 cm in corrispondenza della 2. I tecnici supervisioneranno l'operazione di raddrizzamento, chiamiamola così, che verrà fatta con i martinetti idraulici, e verificheranno fino a che punto lo si può raddrizzare. Una volta fatto questo sarà stabilizzata la struttura portante provvisoria, dopodiché si può lavorare agevolmente, liberamente su 2 stilate contemporaneamente. Lavorare su legname, togliere e sostituire le parti ammalorate per poi mettere una trave di fondazione in acciaio inox che bypasserà la trave Casarotti, che non può più svolgere funzione portante. Insomma, passi importanti. Tutto questo andrà ultimato entro il 30 aprile di quest'anno. Guardate queste immagini, una telecamera nascosta che riprende l'incontro ravvicinato notturno in una stalla di montagna. Siamo a Rocca Pietore, tra un cervo, un maestoso cervo, e alcuni vitelli in una stalla. Queste immagini molto tenere, molto delicate, stanno facendo letteralmente il giro del web, tra i tanti a postarla anche il governatore del Veneto Luca Zaia. Ecco, guardate appunto, queste immagini sono davvero esplicative della natura, insomma, e anche dell'incontro molto toccante tra questi due animali, il cervo e i vitelli, in questa stalla. Un incontro ravvicinato davvero e singolare. Siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento con la programmazione. Allora, ore 13 fra pochissimo, prendete carta e penna, oggi è mercoledì, come sapete il giorno della CGIL è diventato il mercoledì, quindi CGIL risponde ogni mercoledì, e oggi è particolarmente importante perché si parla di reddito e quota 100, come fare. Lo facciamo, ne parliamo con Paolino Barbiero, segretario dello SPI-CGIL di Treviso, quindi pensionati, Luisa Dal Brollo, sempre dello SPI-CGIL di Treviso, e Silvia Bresolin, responsabile patronato Inca della CGIL. Poi questa sera a 20:10, con tante tematiche, dalla politica all'attualità, all'economia ovviamente, con Stefano Fracasso del Partito Democratico e Marcello Bano della Lega. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.
L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Ondata di gelo sulle nostre regioni e la neve potrà fare capolino. Nel dettaglio, in Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso sin dal mattino e per tutto l'arco della giornata e non si escludono locali nevicate fino in pianura, possibili un po' su tutte le province e localmente anche abbondanti. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime comprese tra 0 e 4 gradi. Diamo uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. La situazione sarà molto simile, con un cielo che si presenterà molto nuvoloso e coperto e con fiocchi di neve fino al piano, possibili un po' ovunque. Andrà gradualmente migliorando già a partire dal pomeriggio. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime comprese tra 1 e 3 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Nessuna novità di rilievo, anche in questo caso l'ondata di maltempo colpirà la nostra regione con locali nevicate talvolta abbondanti. Quota via via in rialzo col passare delle ore. Temperature minime a 0 gradi, massime tra 5 e 8 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.